Si torna in regione il 23, a 2 giorni dal Natale. È appeso al tavolo di trattativa che mercoledì scorso ha portato l'Assemblea dei lavoratori della MAUS di Campodarsego a sospendere lo sciopero, il futuro dell'azienda. 14 le procedure di mobilità avviate dal nuovo amministratore delegato. A restare a casa dovrebbe essere un addetto su 3. In regione ci sono state timide aperture, ma la preoccupazione per le sorti di questa azienda, specializzata nella realizzazione di grandi macchine utensili che da 2 anni lotta nell'ambito di un concordato, restano. I lavoratori qui hanno fatto il possibile, hanno lavorato e sono andati in trasferta con la loro carta di credito per anni, pur di aiutare l'azienda, e oggi questo è il conto che devono pagare. Verifica di uscite volontarie, su questo sono stati chiamati a lavorare i sindacalisti al tavolo della regione nel tentativo di dialogo con l'azienda. Intanto la provincia di Padova fa i conti anche con i 700 licenziamenti annunciati dall'Arsafilo, colosso dell'occhialeria. In città rischiano il lavoro 50 impiegati, tanti sono donne, una vita di lavoro in questa azienda. 20 anni. Delusione totale comunque, purtroppo. 28 anni. Si aspettava una cosa. Non pensavo finisse così, però ci stiamo provando. A metà gennaio convocato un incontro al Mise per un confronto sul piano industriale.